Tragico incidente all'alba in via Belvedere a Canton di Silea, vicino all'ex Barchessa, dove ha perso la vita Salvatore Aprile, 27enne, nato in Puglia e residente a Roncade. A bordo dell'auto, una mini gialla con targa svizzera, viaggiava con lui una 22enne di origini svizzere ricoverata in gravi condizioni al Cafoncello. Tutto è successo intorno alle 4:30, complice il buio e la nebbia. L'auto che si dirigeva da Casale sul Sile verso Roncade è uscita fuori strada nella curva ad ampio raggio, impattando violentemente contro il muretto di un'abitazione, schiantandosi contro il palo dell'alta tensione che ha fatto sbalzare la macchina dall'altro lato della strada, capovolgendola. Di lì il boato tremendo su uno svincolo non nuovo, quello al confine con Casale, lungo la provinciale 64, ad incidenti mortali, al punto da essere stato in passato etichettato come muretta assassina. Verso le 4:30 ho sentito un botto terrificante e anche un grande lampo perché è stato colpito quel palo della luce e la muretta ha fatto protezione, lì è stata divelta la muretta e i cosi, delle pietre sono arrivate fin sotto il muro. Per fortuna io dico c'era un muro, perché l'ultimo incidente che è successo si è parlato di muretta assassina, questa muretta e lì c'è il guardrail sul quale si appoggiano quando perdono il controllo. Poi quando finisce il guardrail le macchine tendono a venire dentro la casa. Questa è stata praticamente capottata dall'impatto. È stato un impatto tremendo. Ad intervenire il personale del SUAM, i vigili del fuoco, la polizia stradale impegnata a ricostruire le dinamiche della tragedia, i carabinieri a far defluire il traffico rallentato fino alle 8:30. Roncade si stringe nel cordoglio della famiglia con cui Salvatore, impiegato in diverse esperienze da barista, viveva dopo essere rientrato dalla Francia. Tutta la vicinanza alla famiglia, ripeto, è sempre una tragedia quando muore una persona in giovanissima età lo è ancora di più, è veramente un dramma e credo che non si possa altro da genitori che essere vicini a quei genitori che stanno soffrendo.